Per un pugno di voti mancanti che non gli ha concesso di superare la fatidica soglia del 50% delle preferenze, più una, a Pisa sfuma la vittoria al primo turno per il sindaco uscente del centrodestra Michele Conti, che si è fermata al 49,96%. Andrà al ballottaggio con il candidato di centrosinistra Movimento 5 Stelle Paolo Martinelli, che ha ottenuto il 41,12%. Complessivamente Conti ha ottenuto più di 20.000 voti, circa 3.500 in più del suo principale sfidante del centrosinistra. Le operazioni di spoglio sono procedute a rilento e soprattutto si è determinato per ore uno stallo su 3 sezioni per le quali è stata necessaria un'accurata verifica dei voti. Vince il centrodestra invece in 4 delle 13 città capoluogo ieri al voto per le comunali: Imperia, Sondrio, Treviso e Latina. 2 sindaci eletti dal centrosinistra, a Teramo e a Brescia. In 7 città si andrà invece al ballottaggio tra 2 settimane: Ancona, Brindisi, Terni, Vicenza, Massa, Pisa e Siena. Fuori dalla corsa a Massa, dove contro il centrodestra continua il candidato della Lega e di Forza Italia. A Terni invece il centro più grande fra i 7 interessati alla consultazione in Umbria sarà ballottaggio tra Orlando Masselli, centrodestra, e Stefano Bandecchi, Alternativa Popolare, per scegliere il nuovo sindaco.